Eccoci rientrati in studio, non è mai troppo tardi, il sabato mattina di Radio Cittadella, puntatissima dedicata al mare. E se faccio una puntata dedicata al mare, manco ti devo chiamare Luciano Carriero, l'uomo che sussurrava alle cozze, cioè centro ittico Taranto, fenomeno social, lui che parla alle cozze e fa 100.000 visualizzazioni e porta la nostra cozza tarantina ovunque, anche allo Slow Fish. È il minimo che possiamo fare per il nostro oro nero. Benvenuto. Sono venuto, scusate l'abbigliamento, ma sono arrivato di corsa, ho lasciato il lavoro per voi, perché lo meritate. Ma grazie, sono emozionatissima perché Luciano è mio amico ed è uno di quelli che veramente crede in Taranto e fa tanto per Taranto, tra cui insomma, non ultimo il discorso Slow Food. Allora, sarà uno dei protagonisti insomma dell'evento di questo fine settimana di cui stiamo parlando ormai da un'ora, però è bene parlarlo e ricordarlo, Vicoli di Mare, uno dei protagonisti è uno dei protagonisti dello Slow Food qui a Taranto, cioè finalmente la cozza nera, Slow Food, presidio Slow Food. Tu hai lottato tanto per farlo diventare presidio Slow Food. Sì, finalmente siamo riusciti a dare l'identità alla cozza tarantina, perché adesso è riconoscibile sul mercato. Quindi quando vedrete il logo Slow Food sull'etichetta, il consumatore sarà sicuro di acquistare la cozza tarantina, perché negli ultimi anni è molto contraffatta e per noi è un vanto che cioè dai veramente abbiamo le finte cozze, il Temu delle cozze, se ci imitano vuol dire che siamo sulla buona strada. Quindi spacciano cozze non tarantine per cozze tarantine. Per cozze tarantine, sì. Abbiamo cambiato la narrazione. Adesso la cozza tarantina è di nuovo sul podio, grazie a un lavoro congiunto con Confcommercio, con Slow Food e con i midlicoltori di Taranto. Questa cosa è bellissima, che ci copiano, come le borse Gucci che diventano Pucci e poi le vendono sui siti cinesi, cioè la stessa cosa. Quindi noi siamo riusciti ad essere questo, dargli l'originale, sì. Ma quanto ci hai messo tu personalmente? Quanto hai investito? Ecco, in questa cosa, in termini, non investito in termini economici, investito in termini umani. Da quanti anni tu stai dietro sto progetto? Dietro questo progetto siamo da 5 anni. Siamo riusciti finalmente. Abbiamo lottato contro chi ci doveva difendere. E questo il paradosso del tarantino, diciamo, no? Però alla fine ci siamo riusciti. Perché la tenacia paga. Quindi bisogna insistere, non bisogna mollare mai. Questo è il messaggio che vogliamo mandare anche ai nostri ascoltatori. Quindi non bisogna mollare, non bisogna mai mollare, perché i midlicoltori ne hanno passati tanti. Infatti. La midlicoltura a Taranto nel 2011 era stata azzerata. Quindi con il nostro lavoro e il sacrificio di tante famiglie di midlicoltori, siamo riusciti oggi a riprenderci quello che è nostro, l'identità della cozza tarantina, e la vogliamo far diventare di nuovo la regina del Sud Italia. Tra l'altro, diciamo, anche nei supermercati tipo del nord trovo i barattoli di sugo alla tarantina che poi vai a vedere lo fanno ovunque, tranne che, ma neanche in Puglia lo fanno. Quindi veramente effettivamente un po' ci copiano, e c'è questo anche mito, perché comunque le cozze tarantine non è che adesso sono state scoperte, cioè già io mi ricordo che ho trovato anche in Archivio di Stato delle pubblicità dell'800 dove c'erano le famose cozze tarantine, pubblicità nazionali, dove si parlava sui giornali insomma dell'epoca, dove si parlava delle famose cozze tarantine, che sono buone, sono diverse dalle altre. Perché noi abbiamo i citri. La cozza tarantina nasce e cresce in un posto unico al mondo, che è il Mar Piccolo di Taranto. Noi lo stiamo difendendo con tutte lo stiamo difendendo con tutte le nostre forze. E le aziende hanno cambiato rotta, le cooperative hanno cambiato rotta. Cosa stanno facendo? Noi siamo gli unici in Italia ad allevare cozze in una maniera ecosostenibile. Cosa facciamo? Stiamo eliminando la plastica dai nostri allevamenti. Quindi stiamo ritornando ai materiali che usavano i nostri nonni. Quindi siamo stati bravi su questo. I punti di debolezza li stiamo utilizzando come punti di forza.
Quindi siamo stati intelligenti su questo punto. Cosa stiamo facendo? Noi non utilizziamo barche che inquinano, tipo barche come barche a motori come lavorano per esempio sull'Adriatico, che usano barche da 20 metri per lavorare alle cozze. Noi a Taranto ancora alleviamo le cozze in una maniera una maniera artigianale. Artigianale, bellissima questa cosa. Ancora andiamo a mare con fuerce, sarebbe un attrezzo, è un pezzo di legno, è simile a un remo, a un uncino, come che senza questo attrezzo è un pezzo di legno in poche parole. Quindi noi senza questo attrezzo non si può andare a mare. Quindi noi impatto ambientale zero, Silvia. Quindi Stupendo. per noi è un valore aggiunto questo, perché non inquiniamo, quindi si sta ritornando alle origini, diciamo, no? Questo stiamo facendo. Si sfrutta ormai ogni parte della cozza, perché c'è anche il gin, giusto? Sì, ora abbiamo fatto il gin con la cozza tarantina. È un estratto, diciamo, dal liquido dal liquido della cozza. L'acqua delle cozze, dai, diciamola in maniera, non c'è bisogno di fare le cose forbite. L'acqua delle cozze viene distillata e esce questo prodotto che è apprezzatissimo. Ora l'abbiamo presentato a Genova, Slow Fish, è stato un successo. Quindi siamo sulla buona strada. Quindi sei ambasciatore della bellezza enogastronomica, quindi a questo punto di Taranto. Slow Fish, presidio Slow Food, portato allo Slow Fish, cozza protagonista, e tu l'hai portato. Un'ultima parola in chiusura, diamo l'appuntamento insomma questo fine settimana. Vi aspettiamo stasera, sabato 17, domenica 18 alla... È un evento unico, mi emoziono soltanto a dirlo. È una sagra della cozza tarantina, Vicoli di Mare. Si terrà a Taranto Vecchia e Porta Napoli. Venite che ne vale la pena. Vi accogliamo personalmente uno per uno. A braccia aperte. Allora, grazie Luciano Carriero per essere stato con noi in linea alla regia.